Cominciamo a parlare anche di altre applicazioni della robotica che riguardano in particolare la chirurgia. Chiamo a raggiungere la professoressa Fanny Ficuccello dell'Università di Napoli Federico II, che era qui un momento fa. Eccola. Università di Napoli Federico II e del centro Icaros. Icaros sta per Centro Interdipartimentale per la ricerca in chirurgia robotica e è nato circa 3 anni fa e racchiude insieme diversi dipartimenti della scuola di ingegneria e della scuola di medicina dell'Università di Napoli. Alla Federico II il gruppo storico che si occupa di robotica è il Prisma Lab, diretto dal professore Bruno Siciliano, ed è costituito da circa 20 persone, tra professori, ricercatori, postdoc. Alcune persone rappresentate nella foto in alto posano anche nella foto in basso assieme a dei medici chirurghi in una sala operatoria del Policlinico della Federico II. E la foto in basso è indicativa di quello che è l'obiettivo principale del centro Icaros, che è appunto quello di creare una sinergia tra medici e ingegneri per avanzare nella ricerca in robotica chirurgica. Per restare in tema della Maker Faire, quello che mostrerò sono i prototipi che abbiamo realizzato nel nostro laboratorio per migliorare le applicazioni della robotica chirurgica e non solo, anche della robotica riabilitativa. Quindi fondamentalmente il nostro compito come ingegneri di Icaros e ingegneri di Prisma Lab è quello di portare la nostra conoscenza della robotica nella chirurgia e ci occupiamo in particolare dello sviluppo di strategie di controllo per rendere i sistemi, i robot chirurgici sempre più autonomi nello svolgimento di alcuni task complessi come ad esempio la sutura, il taglio o la manipolazione dell'ago, soprattutto nelle situazioni in cui il chirurgo opera al limite delle capacità umane. Inoltre ci occupiamo anche di migliorare la destrezza di questi sistemi durante la manipolazione e l'interazione. Quindi sviluppiamo algoritmi di controllo condiviso tra l'uomo e la macchina e li applichiamo a diverse piattaforme. Abbiamo il Robot Da Vinci Research Kit, che è una versione precedente a quella che viene utilizzata nelle sale operatorie, ma abbiamo anche altre piattaforme robotiche come ad esempio bracci robotici antropomorfi. Ci occupiamo poi della modellazione di oggetti deformabili, quindi di organi, della simulazione dell'interazione tra parti rigide e parti deformabili, della realizzazione di nuovi strumenti chirurgici e nuovi sensori e infine, a parte la robotica chirurgica, ci occupiamo anche di robotica riabilitativa e presenterò anche gli ultimi risultati su una mano robotica antropomorfa che tra l'altro è mostrata lì al nostro stand, che è lì sulla destra. Ma cominciamo con la robotica chirurgica e vediamo un po' qual è lo stato dell'arte dal punto di vista clinico nella robotica minimamente invasiva. Di sicuro possiamo dire che lo stato dell'arte è rappresentato dal robot Da Vinci, che è il robot più diffuso e presente in quasi tutti gli ospedali avanzati, non solo in Italia ma in tutto il mondo. E negli anni ci sono stati il robot è stato migliorato fino ad ottenere l'ultimo prototipo che è attualmente in uso nelle sale operatorie. Ma in effetti, nonostante i miglioramenti, il paradigma di controllo è ancora basato sulla telemanipolazione, per cui è il chirurgo che ha il completo controllo del robot e il robot presenta ancora diversi limiti nella capacità di manipolazione, nella capacità di destrezza durante l'esecuzione di task, di compiti all'interno del corpo umano. E in effetti di motivazioni cliniche per migliorare la destrezza ne abbiamo tantissime, basti pensare alle varie applicazioni della robotica chirurgica, ad esempio nella microchirurgia della retina, dove dei micromanipolatori devono effettuare delle operazioni molto precise in spazi di lavoro molto piccoli, che sono dell'ordine al di sotto del millimetro come dimensioni. Ci sono diversi robot che sono definiti hands-on systems, ossia robot che devono essere manipolati manualmente dal chirurgo e devono eseguire dei compiti in aree pericolose, dove il rischio di poter commettere dei danni a tessuti e organi è molto alto.
E infine ci sono i sistemi telemanipolati, che non sono soltanto il Da Vinci, ma sono anche tutti quei robot che sono in via di sperimentazione per la microchirurgia, dove effettivamente il chirurgo deve effettuare dei movimenti molto precisi in spazi molto piccoli. I limiti della destrezza nella manipolazione sono dovuti a diverse cause. Ad esempio c'è una mancanza di sensori di forza, il Da Vinci non possiede sensori di forza, per cui il chirurgo non ha la possibilità di sentire ciò che tocca attraverso gli strumenti del robot. E inoltre c'è una mancanza di strumenti destri, ossia di strumenti con più gradi di libertà che sono in grado di riconfigurarsi. E il motivo è legato anche appunto al paradigma di controllo del robot. Essendo il controllo basato sulla telemanipolazione, dovendo il chirurgo controllare tutti i gradi di libertà del sistema, è chiaro che il numero di gradi di libertà che possono essere controllati è limitato. Per cui non possiamo avere degli strumenti troppo complicati con un numero elevato di gradi di libertà. Dovremmo cercare di andare verso strategie di controllo che aumentano, come dire, l'autonomia di questi sistemi. Ma essendo in un contesto chirurgico bisogna stare attenti quando si parla di automazione e quindi di algoritmi di controllo autonomi. Siamo sempre in una situazione critica durante un intervento chirurgico dove un errore, cioè il robot non può sbagliare, quindi non può effettuare delle azioni non corrette sul paziente. Per cui al momento lo stato dell'arte è questo: fondamentalmente abbiamo il controllo che viene utilizzato è in telemanipolazione, il chirurgo controlla tutto e abbiamo dei limiti negli strumenti chirurgici. E fondamentalmente quello che vi descriverò è il contributo che noi come ricercatori abbiamo dato a questi vari aspetti che limitano la destrezza dei sistemi robotici. Per quanto riguarda i sensori, quello che abbiamo fatto è stato applicare un'idea molto semplice per realizzare un sensore definito trocar sensor, che fondamentalmente è applicato, questo è un classico strumento chirurgico del Da Vinci che viene inserito all'interno dell'addome del paziente praticando dei fori, e l'inserimento avviene attraverso una cannula che viene definita trocar. L'idea è quella di posizionare il sensore nella parte terminale di questa cannula in maniera tale da ricostruire la forza di interazione tra lo strumento e il corpo del paziente, quindi gli organi, i tessuti, utilizzando il modello cinematico, il modello dinamico dello strumento e utilizzando le misure che vengono effettuate in un punto lontano dal sito chirurgico. Il fatto di avere la parte sensibile posizionata in un punto lontano dal sito chirurgico ci dà notevoli vantaggi, e sono quelli di poter avere un sensore che può essere adattato a diversi sistemi chirurgici, quindi non soltanto il Da Vinci, e può essere utilizzato con diversi strumenti. Tipicamente durante un intervento il chirurgo cambia gli strumenti poiché ovviamente ognuno è dedicato alla esecuzione di un certo compito. E non tutti gli strumenti possono essere sensorizzati per via di dimensioni, per via anche del tipo di applicazione, il tipo per quello che servono. Ad esempio ci sono alcuni strumenti che necessitano il passaggio di corrente in quanto servono a cauterizzare, per cui non è facile mettere i sensori di forza dappertutto, e questa è una soluzione semplice per poter avere a disposizione la misura di forza. Un altro problema nella robotica chirurgica è praticamente trovare un modo per dare questa informazione al chirurgo, e quello che abbiamo fatto è ancora una volta utilizzare un'idea molto semplice, ossia restituire questa informazione al chirurgo utilizzando delle immagini che sono sovrapposte a ciò che viene visto attraverso il monitor del Da Vinci. Fondamentalmente le forze sono rappresentate mediante delle frecce, per cui la direzione e il verso rappresentano la direzione e il verso della forza e il colore rappresenta l'intensità. In questo modo il chirurgo istante per istante è in grado di capire l'ammontare di forza che sta esercitando, ad esempio in questo caso sul filo chirurgico, e può evitare appunto di romperlo.
E per quanto riguarda l'aumentare la destrezza degli strumenti, quello che abbiamo fatto, anche qui abbiamo utilizzato un'idea molto semplice. In pratica abbiamo preso lo strumento tipico del robot Da Vinci che serve per afferrare e manipolare l'ago e abbiamo trovato un modo per migliorarlo. Fondamentalmente abbiamo aggiunto un grado di libertà in più, quindi un motore in più, per effettuare questo movimento che viene definito movimento di rolling, ossia di una sorta di rolling tra le due dita, di scivolamento tra le due dita, che serve a riorientare l'ago. E fondamentalmente analizzando dei database, analizzando degli interventi chirurgici, dei video di interventi reali, abbiamo notato che durante un'operazione di sutura il chirurgo deve riorientare continuamente l'ago, in quanto l'orientamento del l'ago è fondamentale per evitare danni ai tessuti. Solitamente qual è la sequenza di azioni che il chirurgo fa per riorientare l'ago? Se l'orientamento è errato, in quanto è stato settato male dall'inizio, oppure perché si è perso l'orientamento giusto a seguito delle interazioni con i tessuti, il chirurgo deve rilasciare l'ago, riposizionare correttamente la pinza e riafferrare l'ago. Per fare questo è costretto ad utilizzare anche l'altro braccio robotico. Per cui, come potete immaginare, c'è bisogno di una elevata concentrazione, c'è una maggiore perdita di tempo, per cui ci mette più tempo per completare il compito e ovviamente aumenta anche il livello di stress del chirurgo. Per cui quello che abbiamo fatto è, utilizzando questa semplice idea, aggiungendo un grado di libertà in più, il 55% dei punti che vengono eseguiti non necessitano questo scambio, l'utilizzo del braccio, dell'altro braccio, per cui è possibile riorientare l'ago semplicemente muovendo le dita. E anche l'interfaccia di controllo può essere modificata in maniera molto semplice, basta aggiungere 2 slide per poter effettuare questo movimento. E per quanto riguarda l'aumento della destrezza degli strumenti chirurgici, MUSHA è un progetto, è un acronimo che sta per Multifunctional Smart Hands, e qui ho portato il nostro prototipo che verrà molto presto applicato al robot Da Vinci. E fondamentalmente questo è uno strumento che non esiste, non esistono strumenti simili nel Da Vinci, ed è una sorta di manina miniaturizzata, una piccola manina che è costituita da vertebre, è attuata a tendini e ha un'elasticità distribuita all'interno della struttura. Viene mossa da 5 motori, quindi ha la capacità di riconfigurarsi e di afferrare e di adattarsi in maniera, guardate, essendo fatta da vertebre ed essendoci una elasticità, ha la possibilità di avvolgere l'oggetto e soprattutto ha la possibilità di riconfigurarsi in una configurazione che viene definita di retroattore, che è praticamente questa. Esistono degli strumenti dedicati che fanno solo questo, ossia servono a sollevare e a trattenere delle parti, ad esempio delle ansie intestinali, durante l'intervento, poiché occludono la visione del sito chirurgico o perché il chirurgo deve intervenire sotto. Per cui il fatto di poter avere tutto in un unico strumento che si può riconfigurare è un grandissimo vantaggio, perché non c'è bisogno di cambiare lo strumento. Inoltre il prototipo finale sarà sensorizzato, avrà dei sensori di forza in punta, per cui è possibile anche in qualche modo restituire al chirurgo la sensazione del tatto, quindi in qualche modo sentirà gli oggetti, le forze che vengono scambiate durante il contatto. E infine è un restare in tema, anche se potrebbe non sembrare così, ma in effetti tutti i principi che abbiamo utilizzato per realizzare questa mano robotica sono gli stessi che abbiamo utilizzato per tutto quello che avete visto precedentemente, ossia l'obiettivo è quello di conferire maggiore destrezza a questo strumento, una elasticità distribuita in maniera tale da semplificare il design, renderlo robusto ad urti e fare in modo che si adatti all'ambiente che va a toccare. E inoltre la novità che vogliamo praticamente inserire in questo strumento riguarda soprattutto il controllo, ossia l'idea è quella ancora una volta di applicare un controllo condiviso tra l'uomo e la macchina, sensorizzare lo strumento e fare in modo che una parte dell'azione venga controllata dall'utente attraverso dei segnali fisiologici, ad esempio i segnali EMG, e una parte venga controllata dalla macchina. Questa mano avrà dei sensori tattili ed è lì al tavolo a destra, al nostro stand,
avrà dei sensori tattili e la regolazione delle forze di contatto sarà relegata alla macchina e verrà fatta in maniera autonoma. Questo ovviamente dà al paziente la possibilità di eseguire delle azioni più complesse senza aumentare i livelli di stress, poiché il numero di gradi di libertà che il paziente dovrà controllare è sempre lo stesso e quindi saranno sempre pochi gradi di libertà che devono essere controllati. Quindi io a questo punto vi ringrazio e soprattutto porto un saluto da parte degli smart makers del centro Icaros, alcuni dei quali hanno partecipato qui alla fiera e sono ancora una volta lì a destra al nostro stand. Grazie. Grazie alla professoressa Ficuccello, è un mondo affascinante quello che stiamo per conoscere nel futuro. Grazie del vostro lavoro, grazie della sua presentazione. Invito tutti a vedere queste novità, toccarle, farvi spiegare in maniera semplice e chiara come ha fatto la professoressa.